Un fondo di 600.000 euro a sostegno delle scuole per favorire in particolare la mobilità internazionale, il servizio di doposcuola, il miglioramento delle competenze motorie e i percorsi per il benessere psicofisico. È quello confermato dal bando Istruzione 2026 della Fondazione Friuli con il contributo di Intesa San Paolo. Le domande, è stato spiegato durante la presentazione a Udine, a Palazzo Antonini Stringer, potranno essere presentate online entro le ore 13 del 20 marzo da scuole, sia pubbliche sia paritarie, delle province di Udine e Pordenone e varranno per progetti da sviluppare nell'anno scolastico 2026-2027. I contributi saranno assegnati nella misura massima del 75% dei costi preventivati per la proposta progettuale e comunque entro il limite individuale massimo di 15.000 euro. Le caratteristiche del bando sono quelle di dare un sostegno ai nostri istituti scolastici per poter fare delle attività integrative rispetto a quella che è la normale attività didattica. Negli anni tutto questo si è dimostrato fruttuoso, nel senso che ha incentivato gli istituti a individuare iniziative che fossero utili per gli studenti. La cosa straordinaria che in questi anni con la Fondazione Friuli abbiamo fatto, abbiamo sempre armonizzato le misure in modo da essere complementari ed aggiungere risorse ai quasi 90 milioni di euro che l'amministrazione regionale mette a disposizione delle scuole, seguendo dei percorsi che abbiamo condiviso, che ovviamente hanno a che fare solo col miglioramento dell'offerta educativa, col miglioramento dei tempi educativi e con l'individuazione di settori come l'internazionalizzazione e la salute e lo sport come ambiti su cui intervenire.